Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi è dedicata ai boschi di pianura. Ci siamo dedicati qualche giorno fa ai boschi, alle foreste del Veneto e al legno prodotto dalle nostre foreste. Questa volta invece parliamo di boschi di pianura. Ricordiamoci che fino ai tempi dell'impero romano la nostra pianura era praticamente coperta da boschi, quindi boschi planiziali della pianura padana. Purtroppo poi nel corso dei secoli i tagli per lasciare spazio all'agricoltura hanno ridotto al minimo, all'osso, questi importanti lembi di boschi planiziali. Parleremo di questo ancora con il dottor Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura, che lui è direttore della sezione ricerca e gestioni agroforestali, si occupa, è un forestale, conosce questi temi, è anche il promotore della Carta di Sandrigo, che poi diremo di cosa si tratta. Perché ripristinare i boschi di pianura è importante? La risposta più semplice è che tutti sappiamo quanto siano vitali per noi i boschi in generale. Solo che noi veneti, in un certo senso, è come se avessimo voluto polarizzare il territorio. Abbiamo detto i boschi stanno bene in montagna, in pianura non c'è posto. Invece no, in pianura negli ultimi decenni tanti territori hanno cominciato a dire: io mi ricordo che qui c'era il bosco tal dei tali, qui c'è il toponimo che mi ricorda che qui c'era un bosco e così via. E siccome avere un bosco fuori dalla porta di casa dove andare a fare un'oretta di relax, una corsa, portare il cane, eccetera eccetera, è un valore aggiunto, molte comunità hanno detto: voglio anch'io un mio pezzettino di bosco fuori dalla porta, come ce l'hanno i francesi, i tedeschi, ma voglio dirvi gli olandesi, eccetera eccetera. È mai possibile che noi, che avevamo una specie di Amazzonia fuori dalla porta di casa con immense querce, non riusciamo ad averne un lembo? E da questa storia è nato poi una specie di movimento che si è trovato non molto tempo fa in quel di Sandrigo, e dove si sono fatte delle affermazioni e ci siamo dati degli obiettivi di qui a... Bene, quindi da qui appunto la Carta di Sandrigo del 2017. 17, sì. Chi fa parte, chi ha aderito a questo progetto? Ecco, la cosa interessante è che questo è un progetto dal basso, cioè non è un progetto che venga dall'alto, dove c'è un potere, la regione, che dice io voglio che ci siano i boschi di pianura. È un qualcosa che è stato sentito dalla gente, proprio da singoli o da piccoli gruppi di volontariato, a volte appartenenti al movimento ambientalista, altre no, cacciatori, pescatori, gruppi sportivi che dicono: voglio un bosco dietro a casa mia. E da questa convergenza di interessi è nata questa assise molto partecipata, oltre 300 persone, nessuno pensava che ne sarebbero arrivate tante, che si sono trovate in un teatro di Sandrigo e alla fine hanno detto: mi do un obiettivo, quello che al 2050, quindi fra una trentina di anni, quindi ci diamo il tempo che serve, almeno l'1%, sembra incredibile, così poco, ma è già un grande risultato, perché sarebbe 10 volte tanto quello che abbiamo adesso. Oggi abbiamo lo 0,1% della pianura veneta coperta dai boschi di pianura, noi vogliamo arrivare almeno all'1% e dopo andremo avanti, quindi, ma probabilmente chi ci sarà dopo di noi. Certo, quindi 2050 5.000 ettari di bosco di pianura. Sì. Oggi, che invece purtroppo sono pochi questi lembi di boschi planiziali o comunque ricostruiti, dove si trovano i boschi più importanti di pianura in questo momento nella nostra regione? Ecco, diciamo che sostanzialmente è un gioco tra la provincia di Venezia in particolare e la provincia di Treviso. Provincia di Venezia grazie al Bosco di Mestre? Grazie non solo al Bosco di Mestre, che è la realtà più compatta, sono alcune centinaia di ettari compatti in vari nuclei nell'Interland mestrino, ma soprattutto grazie al lavoro mirabile fatto dall'Associazione Forestale di Pianura, che è un'associazione che raggruppa soprattutto i comuni del Veneto orientale, in particolare tra Sondonà, Portogruaro e tutto l'Interland che sta attorno, che già dalla fine degli anni 90 del secolo scorso hanno iniziato a far rinascere tutto un reticolo di boschi, boschetti, ma anche boschi di una certa dimensione di pianura. Quindi diciamo i due poli grossi che abbiamo sono il Bosco di Mestre e i boschi del Veneto orientale. E sono costituiti da quali specie? Beh, qui c'è una specie che è il cardine ed è una quercia, si chiama Farnia. La
Quercus robur, quelle che noi in dialetto chiamiamo comunque rovere, mescolando varie specie di querce, e assieme alla farnia c'è tutto un corteggio di altre specie, le più famose sono il carpino bianco, l'acero campestre, il frassino ossifillo, ecco. Insieme poi a tantissimi altri alberi, moltissimi arbusti, erbe, perché alla fine stiamo parlando di un ecosistema, non è una piantagione di qualche alberello come un pioppeto, è un ecosistema tra i più ricchi, fra l'altro, nel panorama dei boschi della nostra regione. Benissimo, veniamo a una iniziativa di Veneto Agricoltura veramente molto interessante, collegata a questo grande obiettivo, no? Quello di ricostruire i boschi di pianura, e che è il premio Jean Genot. Possiamo dire qualcosa a riguardo? Penso che molti di noi, così come hanno letto magari Il Piccolo Principe, abbiano letto L'uomo che piantava gli alberi, perché a scuola magari una brava maestra ce l'ha fatto leggere. Ecco. Jean Genot, in realtà Jean Giono, perché poi quello Genot è un cognome italiano trasformato secondo l'accento francese, è uno scrittore del Novecento, appunto francese perché figlio di immigranti italiani, e che ha scritto tante cose. La più famosa di tutte le cose che lui ha scritto è questo piccolissimo libro che alla fine mostra come una singola persona, se ha un'idea forte e la persegue per tutta la vita, può cambiare il mondo. Ecco, e questa metafora, diciamo, del rapporto tra uomo, albero, bosco ha colpito il cuore di molti di noi. Noi abbiamo usato il titolo del libro di Jean Genot, L'uomo che piantava gli alberi, per premiare coloro che nella nostra regione, ma più in generale in Italia, si sono distinti nella loro vita per azioni di rimboschimento delle zone più difficili, cioè le pianure, dove è più conflittuale trovare uno spazio per il bosco. Ecco, ricordiamo che è appena stato pubblicato il bando sul sito che si trova sul sito di Veneto Agricoltura, proprio per partecipare al premio Jean Genot o Jean Giono Genot 2020. Quindi partecipate, chi può partecipare? Allora, diamo due possibilità. Uno può autocandidarsi, dice io penso di aver fatto tanto, e scrive e si autocandida. È più simpatico di solito quando qualcuno segnala, magari senza dirglielo, una persona conosciuta o anche a lui, a lei cara, che dice questo qui si è distinto perché nella sua vita ha fatto delle grandi cose. L'anno scorso abbiamo avuto una competizione terribile, abbiamo avuto decine di candidature ed è stato difficile assegnare poi il premio. E l'anno scorso abbiamo assegnato il premio ad un giovane che ha messo assieme ad altri amici, ha fatto nascere assieme ad altri amici un'associazione che si chiama Spiritus Mundi, che ha proprio lo scopo di prendere terreni e fare nuovi boschi. Bene. Con questo auspicio che anche in pianura possa riprendere la ricostruzione dei boschi, si possa riprendere con la ricostruzione dei boschi, ci salutiamo, grazie al dottor Giustino Mezzalira e un arrivederci alla prossima occasione. Arrivederci.